Saranno un centinaio i volontari della Protezione Civile ad affiancare le forze dell'ordine e gli artificieri a Montebello Vicentino per il Bomba Day programmato per domani. Prefettura e questura guidano la macchina operativa per il disinnesco dell'ordigno bellico ritrovato nel cantiere della TAV in Contraronchi. Domani alle 8 nella sala consigliare del municipio sarà attivato il CCS e il Centro Coordinamento Soccorsi. Fino alle 8:30 è previsto lo svuotamento della zona rossa del perimetro di sicurezza in un raggio di 500 metri dall'ordigno. Gli sfollati sono circa un centinaio, particolari richieste non ne abbiamo avute, noi comunque siamo pronti a rispondere ad eventuali richieste anche dell'ultimo momento da parte della popolazione, quindi abbiamo allestito una struttura in grado di fornire pasti caldi e accoglienza per le persone che dovessero richiederlo. Nel qual caso ci sia qualche persona che ha qualche particolare criticità, qualche persona fragile, abbiamo a disposizione la casa di riposo e anche l'azienda sanitaria, quindi siamo pronti anche a rispondere ad eventuali criticità. Alle 10 è fissato l'inizio dell'intervento degli artificieri, i paracadutisti dell'8° Reggimento Eugenio Guassatori di Legnago. Per il sindaco però questo non sarà l'unico momento critico. Il momento critico inizierà, a parte ovviamente con le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico, alle 9:30, quando ci sarà l'interruzione della rete viaria sia ferroviaria che autostradale, quindi a quel punto inizieremo a monitorare l'eventuale criticità del traffico che si riverserà inesorabilmente solo sulla strada regionale. Le operazioni dovrebbero durare indicativamente 4-5 ore. Prevista l'interruzione della tratta ferroviaria fino alle 16. A quell'ora l'ordigno sarà già stato trasportato nella cava di Alonte, dove verrà fatto brillare verso le 17. Il cessato allarme e la fine delle operazioni è previsto per le 18. L'ultima raccomandazione del sindaco è rivolta a chi lascerà le proprie abitazioni. Gli scuri, le tapparelle resteranno chiuse e abbassate e dovranno aprire, come abbiamo già spiegato, i serramenti.